Preso al volo Maurizio, cantante dei Marmaia, naturalmente l'abbiamo chiamato perché abbiamo visto un articolo proprio ieri sul Gazzettino dove c'è scritto ci sono anche i Marmaia tra gli oltre 140 artisti che appunto l'8 febbraio parteciperanno alla maratona per chiedere l'immediato rilascio di Pater Zacchi. Questo vi fa onore, questo ci fa piacere. Ci fa piacere perché secondo me siete anche il gruppo musicale più longevo ma anche più famoso della provincia di Rovigo, o sbaglio? Sì, mi sa che ormai siamo diventati più lontani, insomma. C'erano i mitici TNT, insomma, però credo che come formazione, dicendoci, mi sa che siamo arrivati anche ai mitici, no? Nel senso che nel trascorso di tempo è trovati tanto. Ecco, Per vari cambi di posizione. fuori onda diventare mitico è un vantaggio o uno svantaggio? Non No, si sa. è il segno degli anni che passano, però insomma, li stiamo vivendo anche, quindi ha i suoi lati buoni e poi vabbè, non pensi mai quando inizi a diventare mitico, no? Dici, sono molto giovane, ma ormai siamo passati il mitico. Però il fatto di avere ancora idee, voglia di fare, stiamo lavorando su altre cose, insomma, è buono, ci fa piacere, insomma. Ecco, voi siete appunto tra 140 artisti che partecipano. Tanto per parlare ci sono artisti del calibro come Roy Paci, Marina Rei, Graziella Di Michele, Pierpaolo Capovilla e naturalmente i Marmaia. E lo scopo è appunto per sottolineare il fatto che Zacchi è un anno che è in carcere e non si sa ancora Che quanto ci continua. rimarrà, eccetera, eccetera. È importante secondo te una sollevazione da parte degli artisti? È sufficiente? Riuscirete a muovere qualcosa? In un momento poi tra l'altro che viene tutto fagocitato in maniera ultra veloce. Per me è importante vincere il silenzio, poi caratterialmente magari sono un po' così, non so, non credo che possa essere questo che farà chiaramente cambiare idea, che fa sì che non sia questa presa in giro di ogni udienza, altri 45 giorni, un altro mese, una presa, devono essere decisioni molto più drastiche da ritirare l'ambasciatore o non avere scambi commerciali con un paese che continua, ricordiamo anche le gemme, insomma. Non so quanto la musica può fare, però può rompere comunque il silenzio, può cominciare a creare un'onda, no? Un sasso Sì. che poi crea cerchi, insomma, quello sì, sicuramente. Poi c'è l'aspetto politico che magari non lo so di dove quanto possiamo intaccare. Amnesty è comunque un'associazione che ha un suo peso, che ha un suo e quindi insomma è un sasso tirato bene e produrrà sicuramente i suoi cerchi, me lo auguro soprattutto per lui, insomma, ecco. Maurizio, ti ringrazio naturalmente per la disponibilità. C'è questo appunto appuntamento. Per collegarsi come potrebbe fare qualcuno? Per collegarsi, devi andare sulle voci per dati, Ah, perfetto. c'è proprio una pagina voci per dati oppure troverai indicazioni anche sulla pagina voci per la libertà. Ti ringrazio e lunga vita ai Marmaia, come si augura. Grazie a voi, sì, grazie E complimenti veramente. grazie mille, Ciao, buona buon giornata. lavoro ancora. Grazie.